Siamo in compagnia dell'editore e storico Paolo Gaspari. Come nasce l'idea di questo libro a 6 mani, La battaglia del Montello? Nasce dal fatto che non c'era nessun libro che raccontasse nel dettaglio, con le biografie dei personaggi, gli schizzi e le piantine moderni, diciamo, tutta la vicenda di questi arditi, di questi soldati di fanteria, di questi aviatori che sul Montello riescono a compiere questa azione straordinaria. Praticamente senza la battaglia del solstizio, la battaglia del Montello, l'esercito austriaco non sarebbe mai stato sconfitto. La sconfitta dell'esercito austriaco viene fatta qui sul Montello e non era mai stata raccontata. Siamo in compagnia del generale ispettore capo Basilio Di Martino, uno degli autori di questo libro sulla battaglia del Montello. Come è stata vinta questa battaglia? La battaglia del Montello è stata vinta per un fattore molto semplice: impedire agli austriaci di avanzare sulla riva destra del Piave e di crearsi lo spazio di manovra necessario per creare la base logistica e di fuoco indispensabile per la loro avanzata. Sono rimasti ingabbiati a ridosso del fiume e a quel punto non avevano nessuna possibilità di sviluppo e la ritirata era la conseguenza inevitabile. Sulla base anche della sua esperienza, qual è stato il ruolo dell'aviazione in questa battaglia? È stato un ruolo fondamentale, innanzitutto per dirigere il tiro dell'artiglieria, colpendo i punti di passaggio attraverso il Piave, e poi per andare a colpire le truppe austriache mentre si avvicinavano al Piave e cercavano di dispiegarsi sulla riva destra. Naturalmente questo è stato possibile perché l'aviazione italiana godeva della superiorità aerea. I nostri cacciatori, prima fra tutti Francesco Baracca, erano riusciti a conquistarla e a mantenerla durante tutta la battaglia. Che cognizione si ha su questa battaglia e soprattutto lei prima ha parlato di scuola, quindi insegnare la storia, insegnare la Grande Guerra, purtroppo ancora con gli strumenti di mezzo secolo fa. Esatto, la storia che c'è nei manuali di storia è una storia che racconta una storia tutta al maschile, non ci sono figure femminili, mentre nella storia della Prima Guerra Mondiale la storia è piena di donne, perché questa guerra qui per essere vinta ha dovuto avere il sostegno di tutte le donne italiane, dalle Croce Rossine, ma dalle suore e da tutte le donne che poi hanno fatto assistenza con gli orfani. Ci sono 350.000 orfani e chi li ha assistiti questi 350.000 orfani? Le donne italiane. Per quanto riguarda la storiografia che viene insegnata a scuola, è una storiografia vecchia di mezzo secolo fa, perché non è stata aggiornata. Cioè gli studi sono andati avanti, le ricerche di archivio sono state fatte e si sono ottenuti dei grandi risultati dal punto di vista conoscitivo e anche del racconto, solo che questo non fa parte del patrimonio che viene insegnato a scuola. Cioè nella scuola italiana, se non c'è un insegnante bravo e appassionato, manca completamente il racconto. Mancando il racconto mancano i personaggi che fanno delle azioni straordinarie, come abbiamo visto sul Montello, e mancando azioni straordinarie questi giovani a chi si rifanno per avere un'etica del comportamento quando veramente le cose si fanno difficili e uno deve scegliere se avanzare e affrontare le difficoltà oppure ritirarsi, perché sono due le cose: o le affronti o ti ritiri, e devi studiarle sulla storia. La tua esperienza personale raramente ti consente di avere questo vissuto, però c'hai il vissuto di altri giovani come te che hanno combattuto e quindi devi conoscerli.